In EFA siamo convinti nel nostro partito politico europeo che l'Europa si costruisce dal basso verso l'alto, perciò che siamo sempre pronti a dare una mano a tutti quei partiti che sono civici, stanno lavorando nel territorio con la gente, vicini alla gente, perché è così che l'Europa si costruisce. Dunque oggi abbiamo avuto una serie di riunioni molto interessanti per preparare anche il nostro incontro come famiglia EFA con AEA, Autonomia e Ambiente e altri colleghi a Friuli in Udine la prossima settimana. Un incontro molto interessante perché stiamo già parlando di campagna europea, di elezioni europee, in un momento di crisi, in un momento in cui in Italia, in Francia, in Spagna le cose sono molto sconvolte, l'EFA vuole essere lì perché noi abbiamo un altro messaggio molto diverso di quello che è il mainstream messaggio, il messaggio della solidarietà, della vicinanza ai popoli, della forza della gente nel suo territorio. Nessuno conosce meglio il territorio che la gente che abita in quei territori. Dunque siamo contenti, stiamo lavorando, abbiamo il sostegno di tanta gente e l'EFA diventa un partito politico che è preso sul serio, con una visibilità grande e una potenzialità grande. Dunque auguri a tutti, buon lavoro.